Chiara Martignago, che vedete già qua accanto a me, che rappresenta l'azienda Isoplam, a parlare di superfici continue per l'architettura, per quello che sono le pavimentazioni, le pareti, ma anche i complementi di arredo. Prima di addentrarci in questo mondo, chiedo però a Chiara Martignago di presentarci un pochino brevemente l'azienda che rappresenta. Chiara, ben arrivata. Grazie Marco. Buongiorno a tutti, sono Chiara Martignago e sono la responsabile commerciale di Isoplam. Isoplam è l'azienda trevigiana con sede e stabilimento produttivo a Maser, siamo vicino ad Asolo, che in oltre 40 anni di attività ha costruito la propria esperienza sulla piena conoscenza della materia. Noi trattiamo premiscelati cementizi e sulla capacità di svilupparne le potenzialità applicative nelle forme e nei contesti più diversi, più differenti. La nostra produzione interna, unita all'esperienza internazionale che abbiamo maturato appunto in tutto questo tempo, insieme ad un'ampia rete di applicatori autorizzati che noi formiamo direttamente all'interno dell'azienda tramite dei workshop periodici, ci ha permesso di presentarci ai professionisti come unico interlocutore. Siamo infatti in grado di fornire una consulenza completa che va dalla lettura proprio del progetto fino al lavoro finito, passando anche per la proposta di soluzioni che siano in grado di rispondere alle problematiche specifiche proprio del contesto in cui si opera. Abbiamo costruito anche nel tempo una estesa rete di official partner, siamo infatti molto presenti anche all'estero, oltre che in Italia, quindi arriviamo fino all'estremo oriente, Cina, Giappone, Corea del Sud e operiamo anche nelle più svariate tipologie di settore, ovvero dal civile all'industriale, al commerciale e al ricettivo, come anche il tema insomma, di questo nostro incontro. Marco, lascio la parola a te perché davvero ho piacere di cominciare proprio a Sì. catapultarvi nel vivo delle nostre soluzioni. Questo mondo, esatto. Beh, hai già accennato in questa presentazione due argomenti un po' che mi piacerebbe approfondire. Vado con il primo. Noi abbiamo visto poco fa presentato un caso studio anche importante di ristrutturazione di un palazzo storico trasformato in un hotel di pregio. Ecco, quando parliamo di ristrutturazione, di riqualificazione, c'è sempre un'attenzione particolare da parte dell'architetto e da parte dei progettisti a quelli che sono gli ingombri delle soluzioni, perché logicamente si ha a che fare con supporti esistenti e molto spesso anche con spazi dove parliamo magari di un'edilizia storica che possono essere anche vincolati. Voi avete una soluzione molto interessante che sono i pavimenti a basso spessore. Ecco, vorrei illustrare un pochino questi attraverso una tua presentazione e capire perché queste soluzioni effettivamente sono così adatte non solo al nuovo, ma soprattutto anche al tema della ristrutturazione. Ti assegno il ruolo di relatrice, Chiara, così puoi condividere magari qualche slide con noi. Sì, certo. Perfetto. Eccoci qua. Allora, Marco, per poter rispondere alla tua domanda, ti vado ad introdurre quello che è il leitmotiv della nostra azienda, ovvero con-creativity. Cosa significa questa parola? Questo nostro neologismo nasce dall'unione di due parole, concrete, che è calcestruzzo, cemento, dovrebbe dare proprio l'idea di un qualcosa di duro, di resistente, di durevole. E creativity, creatività. Questo ossimoro noi lo abbiamo trasformato nella capacità di dare forma e rendere duttile un materiale così resistente com'è proprio quello cementizio. Dalla visione che cerchiamo di esprimere attraverso il concetto di concreativity, si sviluppano soluzioni differenti che vanno a comporre una gamma completa e sempre in continua evoluzione perché siamo produttori, ve lo ricordiamo, di soluzioni per pavimenti e rivestimenti a base cementizia sia per interno che per esterno. Queste nostre soluzioni che noi abbiamo sviluppato possono essere raccolte in 4 grandi macro categorie. Voglio partire dalla prima,
che è il pavimento industriale che vedete qui rappresentato in basso a destra. Parlo di calcestruzzo elicotterato, quindi un alto spessore per intenderci. Perché? Perché proprio da questo tipo di pavimentazione così complessa, anche da realizzare, da progettare tutto quanto, che la nostra azienda ha mosso i primi passi, il proprio know-how, ecco, la nostra esperienza. Siamo passati poi, lo vedete in alto a destra, a realizzare, a sviluppare prodotti per cementi creativi ad effetto rustico. Già questo aggettivo rustico vi deve dare l'idea di un qualcosa di ben idoneo all'esterno, quindi antiscivolo, come può essere un sassolavato piuttosto che una pavimentazione di tipo stampato. Successivamente abbiamo voluto anche proprio per esigenze dei committenti, abbiamo dovuto anche evolverci verso i bassi spessori e che vedremo proprio anche durante le successive slide. Ultima macro categoria è quella ovviamente delle superfici decorative che noi andiamo proprio a suggerire, a proporre anche non soltanto per pareti, ma anche proprio per rivestire oggetti. Come poco fa sono partita dal pavimento di tipo industriale, il pavimento in calcestruzzo, adesso anche parto proprio da un alto spessore e vi introduco il deco nuvolato. Sempre di calcestruzzo sto parlando, è una pavimentazione monolitica di spessore compreso tra gli 8 e i 15 centimetri circa, che altro non è che lo sviluppo in ambito civile, commerciale, lavorativo e perché no anche ricettivo dell'estetica e della resistenza del pavimento industriale. Questo tipo di superficie viene scelta in tutti questi altri contesti anche per creare proprio un tocco di industrial che piace molto, molto apprezzato. Non presenta fughe, giunti sì, come potete vedere anche dalle immagini. Giunti perché? Perché parliamo di piastre di calcestruzzo, di cemento vive che hanno bisogno comunque di muoversi, ok? Non pensiate però che questi giunti siano una limitazione, una interruzione della continuità estetica del pavimento. Perché? Perché utilizzando opportuni riempitivi tipo materiali elastici colorati, possiamo proprio andare a mimetizzarli nel contesto del pavimento. Quindi questi materiali che vengono messi all'interno delle fughe possono avere lo stesso colore della pavimentazione. Inoltre questo tipo di realizzazione è disponibile, insomma si può realizzare in oltre 30 tipologie di colorazioni. Si possono realizzare anche su impianti a riscaldamento e a raffrescamento a pavimento e come potete vedere dall'immagine si possono realizzare sia in interno che in esterno. Andiamo a scendere un pochino di spessore perché qui parliamo di 4-8 mm, perché vi illustro ora le caratteristiche del terrazzo overlay. Viene anche chiamato micro veneziana, è anche questo un rivestimento continuo che permette di andare a ricreare il fascino del classico pavimento levigato alla veneziana. Il vantaggio qual è rispetto alla classica veneziana? Che non c'è necessità di dover aspettare i 30 canonici giorni per poterlo poi andare a levigare. Questo indiscutibilmente è un vantaggio perché posso dopo già 4-5 giorni andare a levigare la mia pavimentazione, la mia superficie, quindi parliamo proprio a livello di tempistiche si riducono notevolmente. Altra tipologia, scendiamo ancora di spessore, 3 mm, quindi una cosa proprio millimetrica, e vi introduco il micro overlay. Questo viene anche definito o è anche conosciuto come cemento resina o microcemento. Si applica a spatola, quindi è una lavorazione altamente artigianale e va a ricreare anche questo delle superfici continue senza fughe. Si applica su davvero innumerevoli tipi di supporto, quindi a pavimento, ma non solo, a parete, ma non solo, anche oggetti. Questa è una soluzione che permette di non dover demolire l'esistente. Pensiamo a dei bagni, alla ristrutturazione di bagni, ecco, dove abbiamo magari tante volte delle piastrelle. Medesimo spessore, ma prodotto e modalità di realizzazione completamente differenti, è quello che compone lo Sky Concrete. È anche questa sempre una superficie continua, viene lavorata però, attenzione, con la macchina
frattazzatrice, il classico elicottero, conosciuto meglio come elicottero per chi è un po' alle mani in pasta nel settore. Permette di avere le stesse caratteristiche estetiche e di resistenza del pavimento nuvolato, con il vantaggio però di poter essere realizzato in pochi millimetri di spessore. Anche questo appunto permette di non dover andare a demolire l'esistente. Anche questa pavimentazione continua non presenta fughe. I tagli sì, in queste immagini magari non si vedono, però se la superficie sottostante, se il supporto li presenta, li andiamo a riportare comunque in superficie. Lo spessore ridotto e l'alto potere conduttivo di questo sistema lo rendono un rivestimento particolarmente indicato proprio per essere applicato sugli impianti di riscaldamento a pavimento. Inoltre, lavorandolo manualmente con il frattazzo, assume un aspetto molto materico, molto antiscivolo, ok? Che lo rende idoneo anche ad essere utilizzato in esterno. Pensiamo un R12, R13, arriviamo con questa soluzione per esterno, mentre come la vedete nell'immagine arriviamo a un R9 che è assolutamente una condizione, un grado di scivolosità più che accettabile per l'interno. Anche in questo caso abbiamo 30 colori, quindi lasciamo libero spazio alla fantasia per quanto riguarda le colorazioni. Altra cosina, evidenzio come i sistemi fin qui presentati siano tutti a base acqua. Quindi a ridottissima, se non nulla, emissione VOC. Questo perché? Perché proprio nell'obiettivo dell'azienda l'essere eco-friendly. Ok? Ecco, qui ora posso rispondere, Marco, a te, alla domanda postami sul fatto che soprattutto queste ultime realizzazioni a basso spessore siano soluzioni che assolutamente si adattano a una ristrutturazione. Cosa vuol dire? Che non vado a demolire, ma vado a rivestire. Ok? Uso l'esistente come supporto per andare a creare qualcosa di migliore, anche esteticamente bello, d'accordo? Chiudo ora brevemente la parentesi dei sistemi a pavimento per introdurvi due tipologie di rivestimenti decorativi per pareti ed oggetti. La prima è la pittura che vedete qui rappresentata, effetto ruggine, ricrea davvero visivamente, ma anche al tatto proprio, l'estetica dell'acciaio Corten. Molto veloce da realizzare e molto anche più economico rispetto al vero Corten. Non ha peso, d'accordo? E non cola, come le vere lastre di Corten. Questi due vantaggi ne rendono possibile proprio l'utilizzo anche su pareti e all'esterno. Altra tipologia di rivestimento decorativo è quella che va invece a ricreare dei raffinati effetti metallici lucidabili su pareti e complementi di arredo. Questo è un prodotto, scusatemi, è un prodotto che contiene al suo interno delle polveri di vero metallo, quindi una volta lucidate, immaginate un po', danno veramente una lucentezza e uno splendore proprio alle superfici in cui vengono applicate. Vediamo adesso invece degli esempi concreti di progetti realizzati. Il primo riguarda il recupero storico-artistico dell'antica chiesa di Santa Maria Nova, che ora è denominata Cascarpa, nella centralissima Treviso. Protagonista dell'intero edificio, la vedete qui bellissima, è la particolarissima scala che conduce ai 3 piani della struttura. Essa è stata rivestita, o meglio, si può proprio dire, riempita utilizzando una pastina a basso spessore di soli 8 centimetri. È stato scelto questo tipo di riempitivo di pastina in sostituzione del classico getto di calcestruzzo. Perché? Perché non avevamo la possibilità di avere i 15 centimetri canonici di spessore per poter fare una gittata di calcestruzzo. L'effetto unitario invece delle pavimentazioni di questo meraviglioso edificio è stato invece ottenuto realizzando lo Sky Concrete elicotterato. Vi ricordate quello a basso spessore 2 mm lavorato con la macchina frattazzatrice? Questo ha permesso di non andare a caricare troppo peso sulla struttura. Inoltre, essendo una pavimentazione priva di fughe, facilita le operazioni di pulizia.
Questo garantisce una maggiore igiene proprio in ambienti aperti al pubblico e soggetti a un continuo transito. Un altro progetto realizzato con questo sistema, l'elicotterato a basso spessore, è quello che ha coinvolto questa struttura ricettiva e di ristorazione nello Yorkshire. Per il rinnovamento delle camere e della sala da pranzo è stata scelta è stato scelto questo prodotto proprio per la sua resistenza all'usura e proprio anche per l'assenza delle fughe. Per la zona della sala da pranzo è stata applicata anche una finitura protettiva trasparente che ha reso il locale, la superficie, la pavimentazione resistente all'aggressione anche alle macchie. Immaginiamo un attimino quello che può essere anche tutto quello che può accadere in un ristorante. La committenza inoltre ha scelto il nostro prodotto anche per l'assenza di formaldeide e per la mancanza di emissioni VOC, come già vi avevo introdotto prima. Per questo tipo di locale, anche avevano fatto richiesta espressamente di un rivestimento che rispettasse tra l'altro, le seratissime norme antincendio. Lo Sky Concrete, come nel caso anche degli altri nostri sistemi a pavimento, si pone in classe A2 per quanto riguarda, la reazione al fuoco. Inoltre vi evidenzio anche come tutti i nostri prodotti godano della marcatura CE, che ne attesta la conformità alle normative vigenti. Per quanto riguarda le pavimentazioni, ve lo ricordo, la normativa è la 13813. Vediamo invece adesso una pavimentazione ad alto spessore, parliamo di 8-15 centimetri, calcestruzzo, dove la scelta di questa pavimentazione continua in deconvolato è stata voluta per la realizzazione delle superfici delle palestre McFit, proprio per assicurare all'ambiente la massima facilità di pulizia, oltre che di resistenza. Scendendo invece di spessore, parliamo dei 4-8 mm, troviamo il terrazzo overlay che avevo già introdotto poco fa, la micro veneziana, che qui è stata scelta per le pavimentazioni sia interne che esterne, lo vediamo bellissimo questo B&B in Puglia. Il vantaggio di questa tipologia, ve lo ricordo, è proprio nella rapidità, cioè non serve dover aspettare i 30 giorni classici per andare a levigare la superficie. Ecco, ora, immagino che vi siate trovati molto spesso a dover ristrutturare dei locali e, ad avere, poco, anzi pochissimo spessore, per poter realizzare una nuova tipologia di pavimentazione o rivestimento. In questi casi vi viene incontro il micro overlay microcemento, che qui è stato impiegato per rinnovare con i soli 2 millimetri di spessore questo vecchio bagno. Okay, senza dover andare a demolire l'esistente. Grazie ai protettivi idrofobizzanti, tra l'altro è un prodotto che, tranquillamente può essere applicato persino per il rivestimento dei box doccia. Altro esempio della versatilità di questo prodotto sono questa scala, oppure anche i mobili di questa dispensa, di questa struttura ricettiva. Per quanto riguarda invece i rivestimenti decorativi, negli ambienti ricettivi grande consenso ricevono le superfici in effetto Corten, lo vediamo qui il nostro Oxydecor effetto Rust. Questa particolare pittura a base di pigmenti ferrosi permette proprio di andare a ricreare davvero fedelmente l'aspetto del vero Corten. Vediamo visivamente, come dicevo prima, anche proprio al tatto. Questo è un bellissimo locale di Praga, per esempio. Altro esempio in questa reception in Lettonia, okay, dove abbiamo rivestito appunto il bancone, le mensole e persino i complementi d'arredo. Questa soluzione, tra l'altro, ben si presta ad essere applicata in esterno. Vi ricordo, non produce antistetiche colature di ruggine e non ha peso come le normali lastre di Corten. In questo modo non si sovraccarica la struttura con peso che non ha alcun senso e non abbiamo le classiche problemi di macchiatura. Ecco, con questa immagine così rilassante, Marco, passo a te Bellissimo. la parola proprio per la domanda conclusiva, so che hai un'altra domanda per noi. A questo punto vorrei approfondire un altro aspetto. Rimango sempre sul tema ristrutturazione e riqualificazione perché anche in termini di hotellerie, non solo
ovviamente di residenziale, che ormai lo sappiamo, ma anche in termini di hotelleria è uno dei mercati più importanti. Ne testimonia anche il bonus alberghi di cui ultimamente logicamente si parla. Rimango su questo tema perché c'è un aspetto essenziale fondamentalmente legato a questo tipo di mercato, che è quello sempre di intervenire, come ci siamo già detti, come è stato un po' il focus della tua domanda, su supporti che sono esistenti. Questo da un lato implica poi magari maggiori difficoltà nel garantire quella che è la resa estetica voluta dall'architetto, e dall'altro lato comunque la possibilità di garantire un lavoro eseguito a regola d'arte. Ecco, mi sposto a parlare quindi di servizi e ti chiedo come riuscite ad essere di supporto al lavoro del progettista, al mondo della progettazione, nel garantire questi aspetti. Da un lato resa estetica, conforme a quelle che sono le aspettative del progettista, e dall'altro lato un lavoro eseguito effettivamente a regola d'arte. Sì, grazie Marco. Ecco, per poter rispondere a questa tua domanda, è necessario che vi introduca vi presenti, o meglio, i titolari della Isoplan, che sono Martignago Francesca, che è responsabile delle vendite e del marketing, e Martignago Davis, che è il direttore tecnico e responsabile del laboratorio di ricerca e innovazione all'interno della nostra azienda. Ho proprio voluto che in questa slide comparissero i loro volti, perché sono loro che in prima persona si occupano della gestione dei progetti, e adesso vi spiego anche brevissimamente come. La partnership che sviluppiamo con il progettista si concretizza in un servizio completo che è in grado di accompagnarlo sin dalla fase di progettazione. In un primo colloquio, infatti, andiamo a focalizzare l'attenzione su quelli che sono i desideri della committenza, sulle esigenze tecniche da soddisfare e soprattutto su quello che è il risultato estetico che è desiderato. Successivamente andiamo poi ad individuare la soluzione più idonea e andiamo a realizzare proprio delle campionature del materiale, insomma della futura pavimentazione, così da individuare anche la colorazione e le texture desiderate. L'obiettivo qual è? È quello di andare a porre fin da subito le basi per un risultato che sia proprio in grado di valorizzare le intuizioni del progettista, del designer, intuizioni che sono quelle creative, e perché no, a volte addirittura andiamo oltre a quelle che sono le vostre aspettative e quelle del committente. Ci mettiamo a vostra disposizione lungo tutta la delicata fase di realizzazione, ovvero già dal cantiere. Perché? Perché siamo direttamente responsabili della fornitura dei prodotti. Siamo produttori, ok? Dialoghiamo inoltre in prima persona con voi, vi ricordo, sono proprio i titolari stessi a farlo, e gestiamo direttamente il lavoro di applicazione coordinando il nostro team. La posa, tra l'altro, è affidata solo ed esclusivamente ad applicatori ufficiali che sono formati in azienda e che sanno padroneggiare la specificità proprio delle nostre soluzioni, e ci consentono di dare una garanzia, un risultato finale che sia pienamente coerente con quelli che sono i desideri e le aspettative del committente e vostre. Questa gestione integrata ci permette proprio di andare a garantire un risultato finale chiave in mano, eccellente, e che sia anche durevole, evitando quelle che sono le purtroppo incoerenze che tante volte succedono, accadono. Quindi problemi tecnici e difformità estetiche noi li andiamo a superare in questo modo. Ecco, spero che questa breve presentazione vi abbia incuriositi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a visitare anche il nostro sito internet, dove potete anche spaziare proprio anche su, oltre sui prodotti che avete già visto adesso, anche su altre tipologie di sistemi. E di nuovo grazie per l'attenzione. Bene, Marco, lascio a ringrazio a te. te, Clara, e ringrazio Isoplam ovviamente per averci illustrato e introdotto a questa soluzione. Oggi